Scatman's World. Ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su MotoGP 08, un gioco molto vecchio ragazzi, ma siamo in attesa di MotoGP 13. Allora raga, nell'attesa di MotoGP 13 ci facciamo un breve mondiale della stagione 2008, così ci riscaldiamo, perché MotoGP 13 è un gioco che aspetto da tanto, da un bel po' che, insomma, questo è l'ultimo gioco per PC di MotoGP, quindi aspetto con ansia il 2013. Raga, partiamo, siamo in Qatar, prima tappa del mondiale, facciamo gara da 5 giri molto veloce. Chiaramente in questo gioco non sono una bestia. Qualificazioni, nono posto per il Comandant Venezia. Grand Prix of Qatar. Vai. Vai raga, si parte. Prima tappa del mondiale 2008. Qatar. Mamma mia, rispetto alle Formula 1 è molto molto più difficile ragazzi. Ho messo a livello il penultimo di difficoltà. Vai Vale. Vai Vale. Mamma mia, l'è veramente dura. L'è veramente, veramente dura. Grande sorpasso di Vale. Dai Vale. Mamma mia, che inizio! Ciao! Vai! Vai, 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 vai! 316, 318, allora 321! Vai Vale, siamo quarti in questo momento, la voglio iniziare alla grande il mondiale. Siamo molto vicini al podio, piccola sbavatura di Rossi. Vai Vale, vai Vale, adesso c'è Pedrosa, Stoner supera Pedrosa. Dai Vale, dai Valentino. Mamma mia che rischio Comendiano. I primi vanno forte. Dai Valentino. Dobbiamo spingere di più la Yamaha. Sportellate tra Stoner e Rossi. E Rossi non ce la fa ancora. Che duello tra i primi quattro, tra i più forti del mondiale 2008. Occhio. Eccoci qua, è l'esterno, supera Stoner, Valentino. Grande Vale. Adesso c'è Dani Pedrosa. Dani Pedrosa. Dobbiamo superare Lorenzo è primo. Vai Valentino.
Questo è un duello incredibile per le prime posizioni. Che scambi, ragazzi, qui in Qatar. Ricordiamo che vale, sbaglia Valentino, ma siamo ancora tutti qua. Questa è la lotta per le prime 4 posizioni, 4 piloti in 1/10 e qualcosa. Dai Vale, dai. Tanto in prima posizione c'è Dani Pedrosa, secondo Jorge Lorenzo, terzo Casey Stoner, quarto Valentino Rossi, poi via tutti gli altri. Sorpasso eccezionale di Rossi, ma ancora Stoner. Mamma mia che duello in questa prima gara già emozionante in Qatar. Vai Valentino, inventa Vale, inventa. Ah, peccato. Niente, no. Mamma mia ragazzi, Valentino ancora tenta sorpasso, ma un po' lungo. Stoner lo risupera, duello per il terzo posto. Vai Vale. Mamma mia. Adesso andiamo a caccia di Jorge Lorenzo e di Daniel Pedrosa. Mancano 2 laps remaining. Ritarda la frenata Rossi contro Lorenzo. I compagni di squadra non si amano per niente. Bravo, bella curva questa di Rossi, che ritarda la frenata e supera Lorenzo. E adesso c'è Pedrosa. Mamma mia che prima gara ragazzi, che prima gara. Dai Marchetto, dai Vale. Dai ragazzi, dai. Pedrosa è abbastanza vicino. Gara tiratissima, sbaglia Rossi, ma recupera bene. Vai Valentino, solo Pedrosa dalla prima vittoria stagionale qui in Qatar. Gara notturna. Attenzione, ottima curva di Rossi e Rossi supera Pedrosa al penultimo giro di questa gara emozionante in Qatar. E adesso Rossi se ne vuole andare, il talento italiano. Dai Rossi, curva non presa benissimo, ma Rossi è in prima posizione. Vai Vale. Adesso Rossi vuole scappare via e vincere la prima gara stagionale. Quasi giro record per Rossi. Attenzione, errore proprio all'ultimo giro. Mamma mia. Gara emozionante in Qatar, in quel del Qatar. Ancora errore di Valentino e Pedrosa lo supera. Porca mignotta. Final lap. Vai Valentino, dai fenomeno. Pedrosa è primo, Rossi secondo. Duello all'ultima curva. Ricordo i duelli con Gibernau. Quell'errore di Rossi non ci voleva. Pedrosa ha un piccolo vantaggio di 6 decimi. Mamma mia, rischi per Valentino. Mamma mia, scambi incredibili tra Pedrosa e Rossi. Attenzione anche, incredibile, Rossi si ritrova quarto ma li risupera. Mamma mia che duelli. Attenzione Rossi da primo e quarto.
all'esterno Rossi, incredibile su Lorenzo e Stoner, ritorna secondo, Pedrosa è vicino alla prima vittoria stagionale, alla prima gara, dai ragazzi, attenzione, non ce la fa, Rossi non ce la fa, prova a sfruttare la scia alla fine, Pedrosa c'è, ma anche vale, seconda posizione in Qatar. Mamma mia che prima gara ragazzi, Pedrosa primo, Rossi secondo, Stoner terzo, poi Lorenzo Dovizioso, Edwards e via tutti gli altri, mamma mia che prima gara, oddio, 25 punti Pedrosa, Valentino 20, Stoner 16, Lorenzo 13 e via tutti gli altri, mamma mia. Seconda gara dov'è? Seconda gara. Seconda gara, Espana Jerez della Frontera. Ragazzi, pole position per Rossi qua, Jerez della Frontera. Vai, partiti, pole di Rossi. Rossi vuole vincere. Gara favorevole all'italiano. Mamma mia, subito duello con Chesi. Chesi supera Rossi, mamma mia, inizia un po' difficile. Sempre dura in gara, cazzo. Vai Rossi. Staccatona di Rossi su Lorenzo. Rossi a caccia di Stoner. Vai Rossi, spingi. Bravo Vale. E Vale se ne vuole andare. Però basta un errore. Bravo Valentino. E Valentino se ne vuole andare. Qui a Jerez della Frontera. Bravo Valentino. Primo giro completato, giro meraviglioso di Valentino Rossi. Frenatone al limite, va un po' lungo la prima curva, attenzione, ma mantiene ancora la prima posizione. Mamma mia, siamo tutti vicinissimi. Basta un errore ragazzi. Mamma mia, perde la moto Vale. Edwards supera Pedrosa e Stoner con un sorpasso fenomenale. Supera Valentino. Ma ancora Vale con Stoner. Mamma mia, Stoner supera Vale. Bravo Valentino. Mamma mia, un'altra gara combattutissima qui in Spagna. Secondo giro completato. Dai che possiamo vincere. No! Erroraccio di Rossi, erroraccio, ma manteniamo la prima posizione, meno male. Sportellate di Stoner, ancora sportellate. È durissima tenere la moto in pista.
Madonna del Signore. Oh, ancora frenata al limite di Rossi. Mamma mia. Stoner sempre secondo. Questa è la gara di casa di Dani Pedrosa. Dai, che è importantissimo vincere questa gara. Madonna del Signore. Mi ricordo un incidente tra Valentino e Gibernau nel 2004, mi pare, dove Rossi ha vinto a Jerez. Altro giro completato, 2 laps remaining, 35, 36, 123, nuovo record, 2 secondi di vantaggio su Stoner, ma sbaglia Rossi, ancora errore di Rossi, porca zoccola. Pedrosa supera Lorenzo. Dai Valentino, illumina la Spagna. Stiamo guidando molto bene dopo una gara incredibile in Qatar. Vai Valentino, sbavatura del vale. Bravo Valentino. Stoner a 2 secondi e 5. Grande. Buon vantaggio di Rossi. Dai, ultimo giro per Vale. Dai che sta maturando il primo successo stagionale per Rossi dopo il secondo posto del Qatar. Due secondi guadagna, 5 decimi Chesi. Dai Valentino. Ottimo Valentino, guadagna 8 decimi su Chesi. Erroraccio di Rossi, mamma mia, però abbiamo un bel vantaggio, ultime curve per Vale, vai Valentino, ultima curva ed è vittoria, vai Rossi c'è, vittoria per Rossi. Grande Vale, classifica piloti, Valentino 45, Pedrosa 41, Stoner 36, Lorenzo 26, Dovizioso 22, poi via tutti gli altri. Ancora Paul di Rossi, che inizio di mondiale raga, vai, no, cazzo, madonna, che cagata che ho fatto, che cagatona, per fare l'impennato ho perso ben 3 posizioni. Vai Vale, siamo all'Estoril,
Bandiera verde, che è successo? È caduto Capirossi. È caduto il Capi. Oh, Madonna! Pedrosa in fuga. Rossi prova a recuperare, grande Rossi. Oh! Ah, che erroraccio! Merda, merda! Oh! Merda, che cagata rossiniana e cumendiana! Problemi per la moto di Rossi dopo una grande pole position. Vai Rossi. Sfruttiamo la scia. Sfruttiamo la scia. Frena, cazzo. Caduta di Rossi. Caduta di Rossi. Caduta di Rossi, cazzo. Caduta di Rossi e siamo penultimi. Porca mignotta. Porca mignotta. Possiamo fare il rimontone obeso. Rimontone obeso. Dopo una pole position incredibile. Stiamo andando di merda qui all'Estoril. Dobbiamo rimontare. Sportellate con West. Vai Vale, possiamo ancora rimontare, frena stronzo, mamma mia, bravissimo, bravissimo De Angelis, Vilma De Angelis, siamo contro Vilma De Angelis, Nakano, supera De Angelis, supera Melandri, Vermalen, rimonta di Rossi ma sbaglia ancora in questa curva malefica. Vai Valentino deve recuperare, non può permettersi di perdere troppi punti dai big. Nakano risupera Rossi. Bellissima curva, dai Rossi. Sfruttiamo la scia, poi però stiamo attenti. Pedrosa primo, sto nel secondo, Vizioso terzo, Lorenzo quarto, Edward spinto. Vai Valentino. Mancano 3 giri, possiamo ancora rimontare, siamo ottavi, ma porca trota, vai Vale, sono tutti là. Vai che vogliamo il rimontone. Sesto posto per Rossi, supera Dovizioso. Mamma mia che rimonta di Valentino. Che sorpasso. E Rossi è secondo. Finalmente azzeccata la curva. Attenzione Rossi, erroraccio di Vale. Pedrosa in fuga. Ancora, mamma mia. Quanti errori. Mamma mia ragazzi. Quarto giro. 2 giri alla fine. Frena, no! Ancora errore in questa curva malefica. Stoner supera Rossi. Bellissima Rossi all'esterno. Dai che possiamo ancora recuperare da Pedrosa.
Pedrosa se ne sta andando e Stoner mi butta fuori, maledetto! E anche Hopkins mi supera, anche Edwards. Pazzesco, pazzesco l'Estoril, pazzesco l'Estoril. Mamma mia, mamma mia. Rossi contro Hopkins. Adesso c'è Casey, Stoner risupera Rossi. Rossi forse risupera Stoner, no. Porca puttana. Dai che adesso arriva l'ultimo giro. Impennata di Rossi. Pedrosa, Stoner, Rossi, last lap. Merda. Dai ragazzi, dai, meno secondo posto. Pedrosa sembra irraggiungibile. Bel sorpasso di Rossi, ma va largo Rossi. E c'è ancora Stoner. Gara non pulitissimo del Comendone. Dai cazzo, ultimo giro, ultima tornata. Bravissimo Rossi. Ai 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 ai. Vai Rossi. Pedrosa sembra irraggiungibile. Tentiamo il miracolo all'ultimo giro. Ah no, erroraccio clamoroso di Rossi. Ma mantiene il secondo posto. Va bene anche il secondo posto. Frenata ancora errata di Rossi. La moto non risponde più. Dai che arriva almeno al secondo posto. Pedrosa c'è, winner di Pedrosa. Per Rossi secondo posto, va benissimo. Vediamo le classifiche. Dopo 3 gare, Pedrosa 66, Rossi 65, Stoner 52. La lotta per il mondiale in questo momento è tra 3 piloti. Lorenzo 36 è già molto staccato. Va buono ragazzi, allora prossima gara dov'è? China? Vabbè ragazzi, allora questo diciamo è un assaggio di MotoGP 2013 che l'uscita è prevista per il 21 giugno, mi pare 21-26 giugno. Se volete che continuo questo mondiale lo continuo tranquillamente e niente ragazzi, un saluto dal Comendone motociclista veneziano. Ciao!